Mauro Gai, presidente della Proloco di Pieve di Soligo. Questa mattina è stato acceso ufficialmente lo Spido Gigante di Pieve di Soligo, che ricordiamo come nel 2017 sia entrato nel Guinness dei primati. Qual è la sensazione di questa tradizione che si rinnova e soprattutto quanta carne avete messo letteralmente al fuoco? Ciao Arianna, allora intanto benvenuta anche tu a Pieve di Soligo a questa accensione del 68esimo Spido Gigante. Ricordo dal 1956 questa tradizione si rinnova ogni anno. La carne che abbiamo messo al fuoco, te la dico subito, sono circa 2000 quaglie, quindi ben degna del Guinness World Record che citavi prima, fatto nel 2017, che però ne aveva molte di più. Quaglie di Pieve di Soligo che sono un simbolo di questa città, sono quello che ha dato il via a questa tradizione bellissima e quasi settantennale, che ricordo tra 2 anni festeggeremo i 70 anni di Spido Gigante, quindi quello sarà un appuntamento da non mancare. L'emozione davanti a questo bel bestione è sempre grande, perché io l'ho vissuto dal 1998 in prima fila qua a far legna, a far fiamma e a cucinare, e da 3 anni sono qui che lo presento. Un po' mi manca il fumo, che però lo sto già respirando lo stesso. Comunque dai, la manifestazione fino adesso è andata benissimo e io vi do appuntamento questa sera alle 5 per l'ora della quaglia. Restando in tema di numeri, quanti volontari sono coinvolti e soprattutto quanta legna serve per appunto dare fuoco a uno Spido Gigante? Allora, quanti volontari sono coinvolti? Bene, ti dirò che la Prologo di Pieve di Soligo conta, quest'anno abbiamo fatto il record anche di volontari, siamo arrivati a 197 soci iscritti. La legna che va via per fare uno Spido Gigante, diciamo che circa sui 7-8 quintali di legna, quindi quasi un bancale intero. Non è poco, insomma. Comunque le nostre quagliette hanno bisogno di stare al caldo e noi amorevolmente le scaldiamo, insomma.